Guarda la felpa che ho rubato, mi sono anche preso una collanina. Si era vantato così, con un suo amico, mandandogli tanto di videomessaggio. È finito in manetto un 19enne residente nel Trevigiano. Sarebbe lui il complice che lo scorso 3 ottobre aggredì con violenza 4 giovanissimi nei pressi della discoteca Casa di Caccia. Ad agire i 2 capetti di una baby gang formata da 8-10 individui. Abbiamo motivo di ritenere che si tratti di un sodalizio composto da più persone, però i 2 soggetti sui quali convergono le nostre indagini sono decisamente i principali responsabili del gruppo. I 2 aggredirono e picchiarono 2 ragazzi di 17 e 18 anni, uno fu colpito alla testa, l'altro spinto contro una ringhiera, ed ancora nel mirino dei malviventi un 15enne a cui era stato strappato un orecchino con brillantino ed un altro giovane a cui era stata rubata una collanina. Violenti e senza scrupoli, in mano un coltello. Coltello che è stato puntato all'addome dei malcapitati sia nell'occasione delle rapine consumate la notte del 3 ottobre che in altre occasioni. Coltello che è stato rinvenuto a seguito della perquisizione a casa del 19enne. Il giorno dell'aggressione fu arrestato per primo un 20enne che tentò di nascondersi sotto un cespuglio, ma fu riconosciuto dalle stesse sue vittime all'arrivo dei carabinieri sul posto. Il 19enne invece riuscì a fuggire fino a ieri, quando davanti a lui si sono presentati i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica. Il giovane è stato arrestato a Brescia, dove era andato forse per allontanarsi da Treviso. Il 19enne, fra l'altro, durante questi mesi si è reso protagonista di altri fatti criminosi. A suo carico figurano diverse denunce per atti particolarmente violenti consumati in provincia e anche fuori provincia, aggressioni, risse, rapine, un soggetto che muove spesso le mani. Si è chiuso il cerco di questa aggressione che aveva terrorizzato i giovanissimi avventori del locale.